3 famiglie veneziane su 4 resteranno a casa durante il weekend pasquale. Lo rivela un'indagine svolta da Adico su un campione di 200 persone. Le motivazioni sono varie, in primo luogo il 70% delle persone non andrà per problemi economici, però dobbiamo dire che quest'anno c'è anche una piccola parte, un 14%, che non farà il classico ponte pasquale e anche per paura degli attentati. Questa è un po' la novità del 2017. Anche il timore degli attentati dunque induce a restare a casa, opzione che in molti hanno scelto decidendo di trascorrere le giornate in famiglia. La stragrande maggioranza pranzerà a casa per Pasqua con una spesa che si aggira attorno ai 18 euro per chi fa menù di carne, ai 22 euro per chi invece sceglie il menù di pesce, e mentre ci sarà una restante fetta che andrà in ristorante. C'è chi poi preferisce invece approfittare di un ponte più lungo. Una parte delle persone che ha deciso di non andare via per il ponte di Pasqua andrà via per il ponte invece del 25 aprile. È un ponte più lungo, ricordiamoci che negli anni passati molto spesso non c'era questa possibilità di avere questo tipo di ponti, e adesso diciamo che è un ponte più gradevole, e anche considerando che chi decide di andare all'estero lo farà sapendo che all'estero non è festa, e quindi insomma ci saranno anche la possibilità di vivere le varie città durante i giorni feriali. Attenzione invece per chi si muoverà con l'auto. La benzina è aumentata rispetto all'altro anno, un pieno può costare anche tra i 5 e i 10 euro in più, il pieno di benzina 5 euro in più, il pieno di gasolio 10 euro in più. Tra l'altro bisogna dire che l'aumento si registra anche rispetto al mese scorso, per cui insomma diciamo che questa Pasqua non sarà una Pasqua economica neanche per gli automobilisti.